Il granchio blu, il protagonista delle cronache di quest'estate lungo la costa adriatica, è stato avvistato anche in provincia di Padova, lungo il canale Vigenzone a Pernumia. Lo ha preso a Lamo il signor Stefano Masola. Con la canna l'amo si è attaccato al verme e con la chela l'ho sollevato dall'acqua e poi logicamente non l'ho ributtato vivo, l'ho ucciso. Dopo la sua segnalazione sui social network, in molti lo hanno contattato, qualcuno addirittura da Mantova, segnalando avvistamenti anche in acque dolci. Siamo a circa 50 km dal mare, dalla laguna di Venezia, e a quanto sembra, dopo questo post che io ho fatto su Facebook con la foto del granchio, sembra che si sia diffuso non solo qua ma anche in altri corsi d'acqua qua della zona. Mi hanno scritto un sacco di persone e si è smosso un po', diciamo, l'attenzione su questa cosa. Il granchio blu rischia di essere un problema anche in pianura, quindi l'animale infatti si è dimostrato un feroce predatore nelle acque del mare, andando a distruggere allevamenti di cozze e vongole. Il rischio è che si riproponga lo stesso problema nelle acque dei fiumi. L'appello è quindi agli enti preposti al controllo dei canali. Io volevo fare un appello perché qualcuno si dedicasse a questo problema in maniera approfondita e capire un attimo fino a che punto siamo arrivati con questo granchio blu appunto in acqua dolce.